Salve a tutti amici di Matto Scacco, sono Alex Melchior, candidato maestro e la partita che vi porto oggi è una partita che non appartiene alla piattaforma di chess.com, quindi non è una partita del club Matto Scacco, ma è una partita giocata in un torneo ufficiale tra due seconde nazionali, all'Interprovinciale Latina e Frosinone, che si è disputato tra il 29 e il 31 di marzo scorso, quindi una partita fresca fresca. La partita è molto interessante perché, come al solito, non porto lotte all'ultimo sangue sulla scacchiera, ma piccole partite lente, più tranquille, dove a un certo punto uno dei due giocatori, uno più che un altro per meglio dire, si perdono semplicemente perché perdono di vista tanti dettagli della posizione. In particolar modo accade spesso sia ai giocatori di torneo che a giocatori che si divertono semplicemente online di forzare in una posizione il proprio repertorio. Questo fa sì che quando l'avversario sceglie, diciamo, vie meno battute, vie secondarie, linee poco ritenute valide, diciamo, dalla teoria, ci troviamo in posizioni comunque sconosciute che necessitano di un'analisi nuova, di un'analisi neutrale, che si allontani da ciò che noi ricordiamo, che abbiamo studiato. Quando invece si forza il proprio repertorio in una posizione che non ne ha i presupposti, e allora si rischia di finire in posizioni ambigue. Uno dei due giocatori perde il filo e molto semplicemente è difficile capire dove ho sbagliato. È stata una piccola sequenza di scelte dubbie che alla fine del percorso ci hanno portato in una posizione che poco desiderabile. Vi porto questa partita, i giocatori sono due seconde nazionali, il bianco è Bellia Fabio, un giocatore di Latina, mentre il nero Gregorio Muci di Minturno. La partita inizia con cavallo F3, cavallo F6, D4, G6. Il bianco, scegliendo cavallo F3, sicuramente è un giocatore abbastanza più tranquillo, il nero sceglie una difesa, probabilmente una est indiana. Comincia a impostare il setup dell'est indiana. Cavallo BD2 è la prima mossa curiosa. Cavallo in D2 non sta facendo nulla di concreto se non appoggiare la spinta del pedone 4, che è esattamente ciò che vuole fare il bianco. Qui consiglio di opporsi immediatamente a questa idea con il nero giocando D5, quindi uscendo dal proprio repertorio dell'est indiana che prevede D6. Perché è importante impedire subito E4 in questa linea qui. Se non la giochi all'inizio non te la faccio giocare più. Questa è l'idea. Il nero invece sceglie di giocare alfiere G7 continuando con l'ordine teorico e tematico della sua apertura, e il bianco spara E4. D6, alfiere D3, arrocco, cavallo BD7. Cavallo BD7 è l'idea di andare ad appoggiare C5 o E5 all'occorrenza. Però come vediamo siamo usciti dall'est indiana perché non è presente il pedone in C4. Questo fa sì che siamo in una partita differente. Sembrerebbe più una variante della Pirc. C3 è proprio questa la differenza tra l'apertura est indiana e un'altra linea. La presenza del pedone in C3 ci va a chiudere l'alfiere G7, ce lo limita ancora di più. L'idea principale del nero qui deve essere quella di andare a rompere questa catena di pedoni D4, C3, B2, no? Va ostacolata, va smontata, va indebolita, probabilmente con la spinta in C5 spesso. Qui però il nero opta per un piano diverso che è E5, che va benissimo comunque. D per E5, questa mossa qua non è proprio la più combattiva. Le linee dove c'è questa semplificazione di solito portano a partite molto lente, questo perché sono posizioni simmetriche. Dopo la ripresa di pedone la posizione è totalmente simmetrica e quindi diciamo che bianco e nero più o meno lotteranno per le stesse case, quindi questo fa sì che spesso si avviino grosse semplificazioni e si avviino verso la patta questa partita. Donna C2 per difendere l'alfiere in D3 sospeso,
Torre E8 prepara lo scarico del cavallo D7 che andrà in una casa migliore. Il pedone 5 era toccato dal cavallo F3, quindi il nero provvede prima a difenderlo per poi rimuovere il cavallo. Torre in E1 e adesso c'è cavallo C5. Sicuramente una casa ottima per il cavallo. L'alfiere si deve ritirare, non si vede di meglio. E adesso il nero gioca B6. Ora, perché il nero gioca B6? Il nero prevede di sviluppare il suo alfiere campo chiaro in B7, in fianchetto, quindi è ciò che vorrà andare a fare, per premere 3 volte contro il pedone 4, che comunque è una sua logica. La logica è ho l'alfiere C8 ancora a casa, lo sviluppo in fianchetto mentre premo in E4, quindi attacco le debolezze del mio avversario. Nel frattempo sto facendo comunicare le torri e ho finito lo sviluppo. Adesso passo la palla al bianco, che dovrà vedere come risolvere il problema di sviluppo dell'alfiere in C1. Fino a qui sembrerebbe tutto abbastanza logico, se non fosse che il cavallo in C5 al momento ha una posizione instabile. Quindi prima di avviare e concludere lo sviluppo bisognava assicurare la posizione dei pezzi che sono già in gioco, perché se ritirare i pezzi che io ho in gioco fa guadagnare dei tempi al mio avversario per sviluppare i suoi, allora questa apertura del fianchetto non mi ha fruttato molto. Era più logico andare a giocare per esempio A5, che si opponeva a B4 per via di A per B4, C per B4, e adesso il cavallo potrebbe sì saltare in maniera molto naturale in A6, da dove attacca il pedone in B4, ma molto più interessante è iniziare a piazzare qualche trappola in questa posizione. Qui c'era cavallo E6, era una possibilità, già che non è possibile cavallo per E5 per via di cavallo D7, che è una bella cannonata per il bianco. Si sta attaccando 2 volte il cavallo in E5 che è rimasto indifeso, però non si può spostare per via della torre in A1 che è in presa. Anzi, di fatto in questa posizione il bianco perde la qualità, per non perdere un pezzo, e quindi il nero resta con una posizione sicuramente preferibile, dove ha vantaggio materiale ed i pezzi di colpo sono molto attivi. Vabbè, la posizione comunque non è andata in questo modo, abbiamo visto che il nero ha preferito risolvere i problemi di sviluppo con B6 e qui il bianco immediatamente spinge in B4, cacciando il cavallo. Ora, il nero qui gioca cavallo CD7, che è una scelta abbastanza naturale, no? Una casa conosciuta per il cavallo. Una casa meno conosciuta ma molto interessante poteva essere cavallo B7. L'idea qui è, per esempio, dopo una mossa scema come H3, una mossa che non scema, non fa nulla di attivo, il nero può decidere di sfondare con A5. Questo è già il primo piano a disposizione del nero. Che cosa fa A5? E niente, va a cambiare in B4, rimuove il pedone da C, lo porta in B4 e adesso si sta aprendo sempre di più questa diagonale dell'alfiere G7 che piano piano inizia a guardare la torre in A8. Voi mi direte, ma c'è il pedone ancora in E5, l'alfiere è ancora ciecato dal suo pedone. Sì, questo è vero. Però è vero anche che una volta che la donna si sarà spostata, per esempio in E7, una scelta naturale, il cavallo percorrerà la strada di cavallo D8, cavallo in E6 forse, o anche C6 potrebbe andare bene, con l'idea di comunque di saltare in D4. Quando avevo promesso il cavallo in D4, il giorno che il bianco lo cambierà si aprirà la diagonale dell'alfiere. Se il bianco deciderà di rimanere il cavallo in D4, quindi di non cambiare, avrò un cavallo in D4, quindi non mi sembra una cattiva opzione, no? D'altronde da B7 il cavallo, scusate torno un secondo indietro, se no salto i pezzi, il cavallo può anche saltare in D6 eventualmente, che comunque resta interessante. Vado a controllare la casa C4 che è un pedone arretrato, vedete c'è un pedone arretrato in C3
e non è presente un pedone sulla colonna D. Quindi da C4 un cavallo può solamente essere cambiato, non può essere cacciato da nessun pedone. E da D6 il cavallo potrebbe appoggiare anche la spinta in F5 a un certo punto, no? Magari dopo cavallo a H5, arriva F5, il cavallo da D6 appoggia mentre attacca anche la casa E4. Sembrava un'opzione, era aperta a molte soluzioni questa cavallo B7, forse era la mossa più elastica. Non credo sia la migliore, ma era una mossa molto elastica. Comunque, non è andata così, ma cavallo C D7, il bianco si espande immediatamente, approfitta per espandersi sul lato di donna, il nero reagisce con C5. Questa è una mossa che inizia a definire il centro. La struttura lentamente, la struttura pedonale centrale lentamente si sta fissando e si stanno definendo quali sono le case deboli e quali sono le case forti per entrambi i colori. Come vediamo c'è una sola colonna aperta, la colonna D, e a breve si avvierà una lotta per questa colonna. Lotta che vede già all'inizio, già a priori, vede avvantaggiato il bianco. Per quale ragione dico questo? Se voi notate le case d'ingresso della colonna D, escludendo le prime tre, escludendo le prime tre traverse per tutti e due i colori, perché? Perché la casa D3 è facilmente controllabile dall'alfiere e il nero può fare lo stesso. Quindi dobbiamo decidere, queste due caselle qua saranno le case chiave. Il bianco le controlla con dei pedoni entrambe, mentre il nero controlla solamente la casa di 4. Nella posizione del bianco non è presente nessun buco evidente, nella posizione del nero c'è un grosso buco in D5. Qui ruoterà la partita. Alfiere A3, l'idea è quella di andare a sostenere ancora l'azione e la tensione in C5 e in B4 ovviamente. Alfiere F8, cercando una diagonale migliore per l'alfiere. Torre di A D1, si inizia a creare pressione sulla colonna D, parte il progetto diciamo di occupazione della colonna attraverso l'uso di questi raggi X. La donna ovviamente si toglie immediatamente per evitare tranelli, trucchi eccetera, e il nero e il bianco decide di chiudere il lato di donna con B5, che è un'idea molto interessante. Perché? Sembrerebbe strana perché andare a chiudere priva di gioco, ma invece ha molta logica. Dopo la spinta in B5, il bianco dispone della casa C4 sia per il suo cavallo che per il suo alfiere. Il lato di donna del nero è bloccato e il lato di re sembra difficile che sul lato di re possa succedere al momento qualcosa. La lotta è sul centro e in special modo sulla colonna D e ancora in special modo sulla casa D5. Quindi chiudere l'ala di donna al nero è una scelta sicuramente importante ma anche molto logica. Il bianco ragiona più o meno così: a mia disposizione ho una casa importante al centro, io posso giocare al centro, il mio avversario no, pertanto perché dare un controgioco sull'ala di donna che va ad alleggerire il mio vantaggio sul centro, lo va un po' ad eclissare, quindi una scelta importante. Alfiere D7, B7 scusate, cavallo C4 come detto, e adesso bisogna fermarsi un secondo e vedere quali sono le possibilità e le potenzialità della posizione. Il bianco può saltare senza alcuna difficoltà in D5 con un pezzo qualsiasi. Il nero no. Si vede a fatica come il nero possa riuscire a mettere in maniera armonica le sue forze per uscirne sano da questa posizione, no? Forse un'idea poteva essere torre a D8, mettere il cavallo, spostare questo alfiere ovviamente in E7 forse, spostare il cavallo in F8, raddoppiare sulla colonna D, e l'idea era di andare a mettere il cavallo in F8 e poi in E6. Cavolo che da qui guarda un po' tante case importanti, no? F4,
eventualmente impedisce al bianco di spingere in C4 perché altrimenti il cavallo salterebbe in D4. Era più o meno questa forse secondo me l'idea, però ovviamente il nero resta comunque in una posizione minimamente svantaggiosa, no? Difficile uscirsene. Il nero gioca torre, torre a D8, andando a lottare per la colonna, e qui il bianco gioca una mossa veramente interessante che è cavallo F di 2. Perché dico che questa mossa è interessante? Sembrerebbe una ritirata senza alcuna logica. La logica invece è bella ed è precisa. Il bianco vuole giocare cavallo E3 e poi cavallo D5 ovviamente, no? Se il nero andasse a prendere il suo pezzo, genererebbe un pedone passato. Quindi questa è l'idea più o meno. Il problema di cavallo E3 al momento è che il pedone E4 è attaccato da due pezzi, il cavallo in F6 e l'alfiere in B7. Quando io vado a giocare cavallo E3 sto ostruendo l'azione difensiva della mia torre in E1. Questo fa sì che il pedone cada. Quindi cavallo F di 2 va a difendere il pedone E4 e prepara la manovra cavallo E3, cavallo D5. Ben giocata. Cavallo H5, l'idea è andare comunque con i pezzi a occupare case più attive. Il nero probabilmente si sarà già reso conto della situazione e cerca del controgioco. Cavallo E3, cavallo D in F6, e qui la posizione non è per nulla chiara per il nero. Il bianco ha molto chiaro il suo piano e sa cosa deve fare. Il nero sembra già in difficoltà. Alfiere C4 va a migliorare la posizione dell'alfiere. Cavallo in F4 e ora F3. F3 a prima vista sembrerebbe strana. Sembra strana perché dice, ma perché? Perché mi devo indebolire l'ala di re, le case scure, per difendere un pedone che è già difeso? Perché l'intenzione del bianco è di scaricare nuovamente il cavallo D2, scaricarlo la difesa del pedone E4, perché vuole andare a piazzarsi prima in F1 e poi in E3 per sostenere l'altro cavallo che si andrà a piazzare in D5. Molto interessante questa manovra, è molto distruttiva. Alfiere C8, l'alfiere cerca un posto migliore, forse invano perché era importante che rimanesse in B7 dato che era un controllo in più sulla casa D5. G3 per cacciare il cavallo. Forse questa mossa è poco precisa perché non ce n'era alcun bisogno, dato che da F4 il cavallo al momento non sta minacciando assolutamente nulla. Qui il nero gioca cavallo D4 in H5. Era possibilissimo giocare tranquillamente cavallo H3 scacco, perché dopo re G2 non c'è nessun pericolo per il cavallo di H3, perché al momento è difeso dall'alfiere. Non è possibile per il bianco aumentare la pressione sul cavallo in H3, e se un giorno il bianco decidesse di giocare G4 per andare ad ostruire questa diagonale dalla quale l'alfiere difende il cavallo in H3, sto lasciando nuovamente la casa F4 al cavallo che salta e ringrazia, e sarebbe una posizione preferibile sicuramente per il nero a questo punto. Comunque G3, il nero sceglie di giocare cavallo D4 in H5, cavallo F1, alfiere H3. Questa mossa è utile se è stata eseguita con l'idea di andare a cambiare il cavallo per alfiere Campochiaro. Il cavallo è più forte di quell'alfiere e quindi andava cambiato. L'idea del nero invece è stata quella di andare a cercare una sorta di attività, di pressione, di tempesta attorno a quell'arrocco che però non ha sempre visto il sole, diciamo, no? Cavallo D5, non si può permettere a quel cavallo di rimanere in D5, alfiere per D5 e adesso cavallo F6, mossa forse prematura perché ancora una volta era utile andare a cambiare questo cavallo per questo alfiere. In questa posizione qui il bianco resta con la coppia degli alfieri, che in una posizione del genere non è sicuramente il vantaggio migliore
ok? Se vogliamo parlare di vantaggio, non è sicuramente il vantaggio migliore al quale poteva ambire il bianco. Resta sempre e comunque una posizione vantaggiosa per il bianco, però forse così si riusciva a gettare un pochino più di fumo negli occhi, no? Fiere di 5 abbiamo detto, qui cavallo F6, cavallino 3. Una volta che il cavallo si toglie la possibilità di essere cambiato per l'alfiere campo chiaro, diventa chiaro che il cavallo in E3 potrà essere cambiato solamente dall'alfiere campo scuro. Cambio che probabilmente svantaggia di molto il nero, perché sebbene il cavallo sia più forte di quell'alfiere, cedere completamente le case nere all'avversario quando ancora il bianco dispone dell'alfiere camposcuro significa andare ad aggiungere un altro elemento tra i tanti vantaggi che possiede al momento il bianco. Tutti i piccoli vantaggi. Ricordiamo che questa posizione qua è magari per molti potrebbe essere considerata pari addirittura, no? Il computer per esempio la valuta 0,40, cioè stiamo parlando di manco mezzo pedone. Di che vantaggio stiamo parlando? Però sono quei vantaggi che sono destinati a crescere perché c'è potenzialità, ci sono idee, ci sono manovre e a un certo punto il nero finisce le mosse e quindi il bianco inizia ad avere mano libera. Alfiere H6, C4, questa mossa compromette secondo me un pochino la posizione del bianco perché c'è della casa D4 che purtroppo il nero non ha mai sfruttato, però potrebbe essere una manovra per esempio cavallo H5, cavallo G7 e cavallo in E6. L'idea qual è? Che se adesso l'alfiere campochiaro si va a cambiare per il cavallo, posso addirittura prendere l'alfiere sicuramente, no? Si troverebbe sulla scacchiera una posizione con alfieri di colore contrario. Sebbene ci siano ancora moltissimi pezzi, le posizioni con gli alfieri di colore contrario tendenzialmente si avviano verso delle patte. Quindi era questa la minaccia nascosta, diciamo così, nella posizione. Donna D7, donna C8, alfiere C1, cavallo H5, alfiere C6. Vediamo che il vantaggio del bianco continua a crescere mossa dopo mossa. Alfiere per E3, alfiere per E3, questo cambio abbiamo detto già che è sconveniente per il nero, dico bene, perché adesso il bianco dispone della coppia degli alfieri e le debolezze sul lato di Re sembrano abbastanza evidenti del nero, no? Cioè, dei diversi buchi su delle case chiare. Torre per D1, torre per D1, torre D8, cercando la semplificazione massiva della posizione per cercare un po' di respiro. Torre A1, questa mossa suona strana, ma è molto interessante a dire la verità. Minaccia A5 con probabile ingresso sulla colonna A. Vediamo che al centro il nero non dispone di nessuna casa per mettere la torre, non ha case d'ingresso. Questo fa sì che la torre A1 sia possibile. A5, risorsa tattica ben giocata, perché per evitare A5 adesso è il nero che la gioca. Non è possibile la presa en passant con Bivera 6 perché l'alfiere in C6 ovviamente è in presa. Questa è l'idea di A5, l'impossibilità del bianco di prendere en passant. Torre D1 nuovamente e qui stranamente il nero si rifugia dal cambio, giocando torre F8. Torre di 5, è chiaro adesso che il bianco si è preso la colonna D e quindi entrerà con facilità nella posizione avversaria. Il nero difende il pedone 5 con F6, ma adesso ai vari vantaggi che il nero possedeva si è aggiunto anche la debolezza del re. L'arrocco con questa mossa risulta indebolito, la settima traversa si apre e infatti il bianco provvede subito a giocare G4 che, come vedete, chiude l'accesso all'alfiere in H3 alla difesa della casa D7 dalla quale entreranno i pezzi. Giocando G4, cavallo in F4, a questo punto l'alfiere si cambia per questo forte cavallo. La risultante è che ho un alfiere con il nero in H3 fuori gioco e non può rientrare in partita, non può andare in G2, non può andare in F1.
L'alfiere Campochiaro non accede più in D7, casa dalla quale penetreranno i pezzi pesanti. E non ho la colonna D. La posizione non vedete che da tanti piccoli vantaggi si è trasformata in un unico vantaggio adesso, no? Un unico più grande vantaggio. Donna D2 prende la colonna D con guadagno di tempo perché attacca anche il pedone in F4, G5 per difendere. Adesso si migliora la posizione dell'alfiere, alfiere D7, donna C7, alfiere F5. Da qui l'alfiere svolge due mansioni molto importanti: appoggia l'ingresso della torre in D7, mentre sta anche premendo contro H7, creando minacce dirette sul re. Ben giocata la partita dal bianco in questo caso. H5 non si vede di meglio, il nero non ha mosse. Torre D7, donna in B8, forse donna E5 opponeva... no, non opponeva resistenza perché c'è donna D5 e cambio le donne ed è uguale. Donna B8 e dopo donna D5 scacco il nero è costretto ad abbandonare dal momento che sarà matto in 2. Non c'è niente di meglio che lasciare la torre in presa, ma è evidente che dopo torre F7 e donna F7 re H8 possiamo scegliere in quale casa dare matto. Se invece semplicemente re H8, allora dopo torre H7 questa posizione è scacco matto. Io mi auguro che la partita vi sia piaciuta, che vi sia piaciuta l'analisi, la ritengo una partita molto istruttiva perché comunque è di un livello medio, no? Molti dei giocatori che staranno guardando questo video saranno giocatori di livello simile, ritengo, e alle volte capita che rivedendo le nostre partite ci sfugge veramente il punto nel quale abbiamo commesso l'errore e abbiamo ceduto il vantaggio all'avversario. Consiglio pratico è quello di smettere di cercare la mossa che ci ha dato lo svantaggio, che ci ha fatto cadere in posizione inferiore. Cerchiamo piuttosto la decisione che abbiamo preso, che era dubbia. Cerchiamo il piano, dove si poteva migliorare il piano, come si potevano sviluppare meglio i pezzi, quale casa di accesso io ho lasciato al mio avversario. Iniziamo a ragionare in maniera differente perché facendo cose diverse otteniamo risultati diversi. Spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like, se non vi è piaciuto scrivetelo nei commenti. Se non siete ancora iscritti al canale provvedete subito, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina così vi arriveranno le notifiche da nuovi contenuti di Matto Scacco, e senza nient'altro di aggiungere vi auguro buona giornata.